Benvenuti, oggi è domenica 9 marzo 2025. Il sole sorge alle 6:22 e tramonta alle 18. La luna si leva alle 13:11 e cala alle 3:48. Oggi si celebra Santa Francesca Romana. Il nome Francesca deriva dal latino medievale Francisca, forma femminile di Franciscus, cioè francese o della Francia. Oggi vogliamo parlare di un organo vitale, ma spesso trascurato del nostro corpo, i reni. La giornata mondiale del rene che si celebra oggi è un'iniziativa globale volta a sensibilizzare sull'importanza dei nostri reni, che svolgono funzioni essenziali per il nostro benessere. Buon compleanno a Matteo Salvini, che compie oggi 52 anni. Salvini è stato vice premier e ministro dell'Interno nel primo governo Conte con il Movimento 5 Stelle e dal 22 ottobre 2022 è vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nel governo Meloni. Ornella Muti festeggia oggi 70 anni. Auguri a questa splendida attrice che ha incantato il pubblico con la sua bellezza e il suo talento. Ha esordito nel 1970 con il film La moglie più bella di Damiano Damiani, ispirato alla vicenda di Franca Viola, la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore, e da allora ha recitato in oltre 80 film, lavorando con registi come Monicelli, Risi, Scola, Ferreri e molti altri. Emma Bonino compie oggi 77 anni. Ha dedicato la sua vita alla difesa dei diritti civili e alla promozione della pace e della democrazia. Si è avvicinata alla politica negli anni 70, aderendo al Partito Radicale di Pannella. Ha combattuto per la legalizzazione dell'aborto, del divorzio e delle droghe leggere, subendo anche un arresto, e ha ricoperto numerosi incarichi istituzionali. Un giovane sconosciuto compositore, Giuseppe Verdi, scosse la Milano occupata dagli austriaci con un'opera che divenne un simbolo di libertà, il Nabucco. Verdi, che aveva perso la moglie e i 2 figli, si riscattò dal fallimento del suo primo lavoro e conquistò il pubblico della Scala il 9 marzo 1842. L'opera, che racconta la deportazione degli ebrei in Babilonia, fu chiamata Nabucco perché il nome del re babilonese Nabucodonosor non entrava per intero sui manifesti. Il coro Va Pensiero si trasformò in un inno risorgimentale contro gli austriaci. Ma vi siete mai chiesti se esiste un metodo scientifico per vincere alla lotteria? 2 matematici inglesi dicono di sì. Sembrerebbe che bastino 27 biglietti per avere almeno un ambo vincente. Il problema è che non è detto che il premio sia più alto del costo dei biglietti. Il loro calcolo si basa sulla Lotteria Nazionale del Regno Unito, dove si estraggono 6 numeri da 1 a 59 2 volte a settimana. Le combinazioni possibili sono oltre 45 milioni, ma si può vincere anche con terni, quaterni, cinquine e sestine. Il vero consiglio? Giocate responsabilmente. Buona domenica ai 12, Luna congiunta a Marte in Cancro. Cosa farà questa focus luna un po' umorale? Chiediamolo alle stelle. Ariete, per voi è una giornata un po' ondivaga, nel senso che le emozioni andranno su e giù, proprio perché la Luna abbraccia il vostro pianeta timone, Marte, e peraltro ce l'hanno abbastanza con Mercurio che tende magari a volervi fare dire determinate cose, ma che non trova il coraggio. C'è tempo, cari Ariete, godetevi la domenica. Toro, giornata splendida per voi oggi, Luna e Marte congiunti assolutamente dalla vostra parte e anche a conferirvi una vigorosa azione comunicativa. Oggi sarete molto incisivi e carismatici in quello che direte, gemelli. Giornata oggi che vede un po' pianificare le finanze, ma anche un viaggio, anche voglia di lontano, anche voglia di novità. Come vi si addice, è una giornata da impiegare soprattutto con gli affetti familiari. Cancro, splendida giornata oggi,
la Luna congiunta a Marte vi dà una grande vigoria, una capacità d'azione, un mix tra le cose assolutamente affettive e morbide e quelle passionali ed intense. I trigoni col Sole rincarano la dose di energia. Forse oggi proporrete qualcosa che andrà bene a tutti i vostri amori, alla vostra famiglia e al vostro partner. Leone, giornata decisamente molto movimentata con questa luna che proprio non vuole darvi tregua e che tende a crearvi un po' degli imprevisti. Pazientate un po', vedrete che comunque con un appoggio familiare o del partner riuscirete a ovviare un po' a tutte le incombenze. Vergine, giornata oggi ancora più intensa, potrete assolutamente godere di una grande forza passionale e dedicarvi, come gli astri vi suggerivano da un po' all'amore e alle cose un pochino più passionali ed intime. Bilancia, la quadratura della Luna e Marte sono un po' pugolanti, forse qualche pentimento, forse vi dovrete ricredere sull'andamento di alcune cose. Sicuramente dovrete un po' pensare questa domenica a come affrontare la prossima settimana e alle decisioni da prendere. Scorpione, giornata oggi che vede un perfetto trigono della Luna che abbraccia uno dei vostri pianeti preferiti, Marte, ed è proprio per questo che continua questo lungo weekend di passioni. Che dirvi se non di essere passionali intensi e di non guardare l'orologio. Oggi del tempo proprio non ne volete sapere. Sagittario, giornata molto particolare oggi, visto che Venere vi chiederà qualcosa. È un dialogo, un'apertura, una confessione, una promessa, chissà da chi. Capricorno, la vostra giornata oggi prevede Luna e Marte in combutta contro di voi. Può essere una giornata un pochino tesa o semplicemente un po' di delusione per delle attese che non sono state troppo compensate. Avrete modo di rifletterci su in questo weekend che sembra essere molto filosofico, analitico e riflessivo. Acquario, giornata oggi molto importante proprio perché tutti i sensi non solo si fanno passionali e concreti, ma c'è anche un po' di sogno, un po' di magia, come quando accade quando la Luna in Cancro, alla distanza giusta dai vostri gradi, ma capace di farvi sognare un amore eterno. Pesci, giornata oggi splendida, tutta la vigoria di Luna e di Marte vi fanno agguerriti e pronti ad attaccare la settimana successiva con grande vigoria. Anche per voi decisioni da prendere molto importanti ed un Saturno che rende imperante il vostro volere. Oggi si celebra il 65° anniversario della nascita di Barbie, la bambola più famosa e amata al mondo. Il 9 marzo 1959, infatti, la Mattel presentò alla Fiera del Giocattolo di New York la prima versione di Barbie, con i capelli biondi, il costume da bagno zebrato e gli occhiali da sole bianchi. La bambola, ideata da Ruth Handler, moglie di uno dei fondatori della Mattel, ebbe subito un grande successo. Nel primo anno furono vendute 350.000 bambole. Barbie, il cui nome per esteso è Barbara Millicent Roberts, divenne presto un'icona della moda e della cultura, con il suo guardaroba sempre aggiornato e le sue numerose professioni e passioni. Ha anche ispirato moltissimi artisti, ultimo il grandissimo successo al botteghino di Greta Gerwig. Ma perché si dice avere fegato e non avere pancreas o milza? Per scoprirlo dobbiamo fare un salto indietro nel tempo, fino all'antica Grecia. Per i greci il fegato era la sede della forza e delle passioni. Lo sappiamo grazie ai miti. Uno di questi narra di Prometeo, il titano che rubò il fuoco agli dei per donarlo agli uomini. Zeus si arrabbiò moltissimo e lo punì in modo terribile. Lo incatenò a una roccia e mandò un'aquila gigante a divorargli il fegato ogni giorno. Ma il fegato di Prometeo era speciale, ogni notte ricresceva così che l'aquila potesse tornare a mangiarlo il giorno dopo. Un supplizio infinito che durò fino a quando Eracle, un altro eroe, non liberò Prometeo uccidendo l'aquila. Il mito, tra l'altro, si basa su una verità scientifica. Il fegato è l'unico organo del corpo umano capace di rigenerarsi quasi completamente.
Ma chi è stato il re degli scacchi, il genio che ha battuto i sovietici in piena guerra fredda? Bobby Fischer, il campione americano che ha fatto della sua vita una partita. Autodidatta, vinse tutto quello che c'era da vincere, fino alla sfida finale con Spassky, il campione mondiale. Ma Fischer non era solo un genio, era anche un matto, paranoico, bizzarro e capriccioso. Rischiò di perdere tutto per i suoi capricci, ma alla fine trionfò con mosse incredibili. Poi la mossa più folle, scomparve. Visse da recluso, da fuggiasco, da antisemita. Morì da solo, senza fidarsi della medicina. Ci salutiamo con la frase del giorno. È facilissimo reagire con freddezza alle cose durante il giorno, ma di notte è tutto un altro discorso. Con Ernest Hemingway accogliamo questo nuovo giorno che è ormai alle porte. Vi auguro una buona domenica. Noi come sempre ci vediamo domani. Buona giornata dalla vostra Martina.